Io risponderò alle sue domande. Tu vuoi delle risposte? Ritengo di averne il diritto. Tu vuoi delle risposte? Io voglio la verità. Tu non puoi reggere la verità. Figliolo, viviamo in un mondo pieno di muri e quei muri devono essere protetti da uomini col fucile. Chi lo fa questo lavoro? Tu o forse lei, tenente Wedberg? Io ho responsabilità più grandi di quelle che voi possiate mai intuire. Voi piangete per Santiago e maledite i Marines. Potete permettervi questo lusso. Vi permettete il lusso di non sapere ciò che so io. Che la morte di Santiago nella sua tragicità probabilmente ha salvato delle vite. E la mia stessa esistenza, seppure grottesca e incomprensibile ai vostri occhi, salva delle vite. Voi non volete la verità. Voi mi volete su quel muro. Io vi servo in cima a quel muro. Io non ho né il tempo né la voglia di venire qui a spiegarmi davanti a un uomo che passa la sua vita a dormire sotto la coperta di quella libertà che io gli fornisco. E poi mi contesta il modo in cui gliela fornisco. Preferirei che mi dicesse la ringrazio e se ne andassi per la sua strada. Altrimenti gli consiglio di prendere un fucile e di mettersi di sentinella. In un modo o nell'altro io me ne sbatto altamente di ciò che lei ritiene siano i suoi diritti. Ordina lei il codice rosso. Ho fatto ciò che dovevo fare. Ordina lei il codice rosso. Certo che l'ho fatto, che cazzo credi?